Bene, veniamo a noi. Allora, la riunione spero, insomma, sarà chiarificatrice delle posizioni di entrambi. Credo che sia noto ad entrambi che dal nostro punto di vista la soluzione che noi per il Paese. Riteniamo anche che una qualsiasi soluzione debba comunque essere votata, quindi debbano esserci le condizioni perché entrambe le parti possano votarla e quindi sotto questo profilo credo che il lavoro da fare sia molto. Chiaramente serve che prima di arrivare a questo ci sia consenso osservato per capire fino in fondo quali sono Parlo io, visto che il Presidente Zonin ha parlato tanto, io adesso sui giornali, forse è opportuno che parli anch'io, magari non sui giornali, insomma. Ma diciamo che siamo partiti dal 27 di dicembre, in cui noi abbiamo avuto una doccia fredda, perché le dichiarazioni del Presidente Zonin sono state entusiasmanti, ma neppure ci hanno dato un là per poter considerare la cosa, perché il Presidente Zonin ha detto: a me hanno detto che devo fare questa operazione, io la faccio, però voglio la garanzia di avere la governance tutta mia. La richiesta che secondo me, poi non so secondo gli altri, secondo me non aveva senso comunque. Questo è quello che, per cui è evidente che noi su questa posizione siamo partiti immediatamente, siamo partiti invece immediatamente con tutte le considerazioni e con tutte le indicazioni che Banca Italia ci ha dato per arrivare ad una situazione, ad una soluzione, in modo che la banca potesse andare avanti. Questa è la premessa che io voglio fare. Poi è evidente che con gli articoli dei giornali di questi periodi, di questi giorni, soprattutto negli ultimi 10-15 giorni, cioè se poteva essere considerata la cosa, anche da parte di tutti i stakeholders, perché abbiamo il personale, abbiamo i soci e quindi abbiamo la responsabilità di mantenere la fiducia che questi soci ci hanno dato. È evidente che è diventata ancora più difficile, perché non è possibile dichiarare cose e poi smentirle, o poi una situazione che non ci ha messo in nulla, almeno personalmente, poi sa, non sono il solo io, ho un consiglio di amministrazione, però personalmente non ci ha aiutato, non ha aiutato me a fare delle considerazioni positive. Ora, è evidente che se, come si era detto ultimamente, se le condizioni per una fusione possono essere considerate alla pari cosa vuol dire alla pari? Alla pari vuol dire, a parte la governance, che la dichiarano e la nominano i soci, e non noi, consiglieri o presidenti, ma le condizioni di parità sulla base anche delle situazioni effettive delle due aziende, qualitative, con tutti i parametri che devono essere rispettati. Allora, premetto che io sono stato 20 giorni e quindi per 20 giorni non ho parlato. E forse il Presidente Striscia confonde le interpretazioni dei giornalisti con le fantasie, eccetera. Siamo abituati ormai ai discorsi e ai giornali con le dichiarazioni delle persone. Allora, io ho fatto una sola dichiarazione, la mia dichiarazione è esattamente questa, che
sono favorevoli a un'eventuale fusione e aggregazione della Veneto Vanica a precise condizioni, e lei sa benissimo quali. Allora, questa è stata l'unica dichiarazione che io ho fatto alla Camera. Poi, al Forex, io non c'ero perché ero un amministratore. Il mio direttore generale ha fatto una dichiarazione di apertura e ha detto che secondo lui è un buon progetto che porta dei vantaggi sul territorio. Uno può dire di sì, uno può dire di no. Queste sono le due dichiarazioni uniche che abbiamo fatto. Poi, ieri sono stato bombardato da 30 giornalisti perché abbiamo annunciato un aumento di capitale della borsa. Allora, sfido chiunque che mi dica su che cosa, che dichiarazioni che ho fatto sulla. Io ho detto sempre che non abbiamo mai avuto nessun incontro, salvo un breve fugace incontro di cui perché voglio dire bugie hanno le gambe corte, circa 2 mesi fa ho detto che è quello che abbiamo avuto poi a Cavesco. Siamo andati in Friuli per non farci vedere. Ho fatto 400 km, questo lo vogliamo fare anche loro un po' meno, insomma. E ho detto che noi stiamo esaminando più dossier, in modo particolare un dossier su Veneto Basta, però lo dobbiamo ancora aspettare. Ci sono anche altre situazioni più piccole che stiamo guardando, però non abbiamo deciso niente, non abbiamo fatto niente. Sono le uniche dichiarazioni che abbiamo fatto. Una di apertura del nostro direttore generale, che ha fatto una dichiarazione che parlava del territorio e che lui vede questa operazione. Poi la mia dichiarazione resta che a precise condizioni io sono disponibile e adesso se poi i giornalisti si ricamano, fanno i titoli, fanno le cose che nessuno ha mai detto, ma dicono che cosa serve il miliardo? Serve per fare l'acquisto, non può essere vero e non è vero, anche perché non lo spenderemo in quella direzione. Ma voglio dire, noi non cerchiamo assolutamente niente. Allora, questa è la dichiarazione di oggi pomeriggio dell'amministratore delegato del Presidente del Consiglio. Ah, bene, così mi informi anche perché non so niente. Allora, poi lascio dei commenti. Allora, a parte come dice, avevo promesso che non sarei più intervenuto perché io la popolare non parlo più. Poi dice, lo faccio sotto cosa. Ribadisco quanto dichiarato dal Presidente Trinca, dall'Istituto. A suo tempo, sì. No, qui è scritto. Ribadisco quanto dichiarato a suo tempo. Stamattina l'ho parlato con nessuno io. E poi che ho un messaggio mandato a tutti i dipendenti della domanda. L'operazione con la Popolare di Vicenza è sbagliata sotto il profilo industriale e incoerente con gli interessi dei soci, di tutti i colleghi e del territorio. Questa è la nostra linea oggi e sarà la nostra linea domani. Ricordo che la banca ha un patrimonio, una liquidità e una redditività adeguati. Sono indicati su internet, verranno mandati adesso. Questa è la prima. Poi ha fatto un'altra, questa è tutti i dipendenti. Questa è una cosa che io reputo anche grave e che mi convince che forse sarei sentito di non aver fatto. Gli aumenti abbiamo, non questa prima, adesso parlo della seconda. Gli aumenti di capitale, si vede che è stato, non nascono per permettere fusioni e possono celare necessità di rafforzamento patrimoniale notevolmente superiori a quanto viene dichiarato a Gambia. Bene,
bene. governatore sia la segreteria. Diciamo che queste dichiarazioni sono molto, o siamo la frutta, è un pensiero, e quindi quando si è la frutta le persone diciamo che non hanno più controllo, oppure casi molto pesanti, dichiara che abbiamo necessità di un apprendimento perché notevolmente superiori i dati a quanto viene dichiarato. Allora, o lui o è la persona che... Ma io non valuterei nessuna persona e nessuna personalità in questo momento, anche perché queste dichiarazioni provengono da quelle precedenti fatte da voi, c'è poco da fare. Magari parli tu. Prego, non mai. Di non parlare. Questa è la nostra linea oggi, sarà la nostra linea domani. Ricordo alla banca che ha patrimonio, liquidità e redditività adeguate e ribadisco quanto dichiarato dal Presidente TIC, l'operazione con popolare di scienza è sbagliata, sotto profilo industriale, è incoerente con gli interessi dei soci, di tutti i colleghi e del territorio. Allora, questo è quello che ha dichiarato l'amministratore delegato. Certo, e io dico, finalmente si è posto nella mia posizione, perché questa è sempre stata la mia posizione fin dall'inizio. Io non faccio dichiarazioni, non faccio nessuna dichiarazione, però la determinazione ce l'ho. Questo è il discorso. E poi ti dico una cosa, e non te la dico più perché non deve fare chiacchiere che possono essere alterni. Scusa il termine. Il tuo direttore generale mi ha chiamato in disparte e mi ha detto non ti preoccupare che non ti facciamo azioni di responsabilità. Questo ha detto il tuo direttore generale. A me e anche all'amministratore delegato. Non sono i presupposti, semplicemente. Io questo non farò più. Se tu vieni da me e mi dici guarda Gianni, io ritengo che sia sbagliato la cosa, io primo non mi arrabbio, non mi offendo, Io non mi arrabbio. lo sappiamo in due che non è successo assolutamente niente. Non è successo niente. Ma quando uno lo manda e lo dichiara a tutti i giornali, lo manda via email e manda una email e dichiara quello che ha dichiarato, allora non è più una confidenza, una tranquillità. Oggi alle generali stanno discutendo su stabilità verso qualcuno. Allora, uno, non so, può fare anche, può commettere degli errori in buona fede e tutto quanto. Uno dice, guarda, forse è per dire, guarda, noi non ti preoccupare, se c'è anche qualche cosa che fosse stato un errore, buona fede, da solo a voi. Secondo me è una cortesia per dire, se voi siete di questa idea, guarda che noi abbiamo anche questo sentimento. Secondo me va a pensare, no, ma se si dice una cosa così e la dice a 50 giorni, troverei che è un fatto gravissimo e riprenderei il mio direttore generale, ma non lo riprenderei, direi guarda, devi imparare a fare la comunicazione. Capito? Io l'ho imparato adesso in questo secondo. Queste qua sono cose che sono uscite dappertutto. Io sto facendo un aumento di capitale e quando vengono fatte queste dichiarazioni da una banca concorrente devo pensare che danno. Allora, per l'avvocato per esaminare. Siamo a queste situazioni. I sentimenti del Presidente io il mio direttore generale. Se questo gli sembra il modo di sedersi a un tavolo con queste dichiarazioni nei confronti del mio istituto, noi ci siamo parlati al suo tempo, non è stata un'iniziativa mia. Il Presidente Trinca mi ha chiamato per un incontro per non farci vedere, per fare la massima riservatezza. Siamo andati poche ragioni. Ho fatto una sola dichiarazione, una sola dichiarazione. Poi su questa dichiarazione si hanno richiamato tutti quanti, allora vedono un aumento, vedono
ma le dichiarazioni che io faccio non esistono e il mio direttore ha fatto una dichiarazione corretta, onesta, che condivido e non ha offeso nessuno, anzi. Poi, ma scusa un attimo, uno che ti fa una dichiarazione del genere, è chiaro che pensa che ci sia qualcosa che non funziona o che ci siano delle scorrettezze, permetterebbe, secondo me è così, comunque, per l'amore. Quindi non ha offeso nessuno, era solo guardate che semmai se c'è una cosa è con un rapporto amichevole, no? Non è con un rapporto. Comunque io di questo niente. Adesso non ho preso nulla di nuovo, devo dire, nel senso che sappiamo perfettamente che questa è un'operazione molto difficile. Io però ecco farei un passo indietro per dire perché noi abbiamo immaginato, perché vi assomigliate molto, no? E questo credo che insomma sia del tutto evidente, assomigliate su certi aspetti fondamentali, quindi sposate con valori molto simili, eccetera, eccetera. Esistete sullo stesso territorio, avete dimensioni piuttosto simili, e quindi uno dice ma cosa c'è di nuovo rispetto a 10 anni fa, 11 anni fa, c'è qualcosa perché poi chiaramente le dimensioni dello stesso non può cambiare, però si è formato, no? E la verità è che c'è di nuovo la guerra, l'Europa, la necessità di avere banche forti sotto molti profili. Il profilo patrimoniale è un profilo, ma non è l'unico profilo. Serve risk management di elevato livello, serve di elevato livello, una governance di elevato livello, la capacità di dialogare con la capacità anche di competere sui mercati internazionali, perché è evidente che nel momento in cui si passa alla banking union il mercato si apre, non sarà magari domani, non sarà dopodomani, ma certamente si apre. Quando si aprirà questo vedremo, però certamente da novembre di quest'anno, non diciamo a certo punto, le cose cambieranno radicalmente. A Francoforte si sta procedendo con passi velocissimi, con una grandissima determinazione, e questo ve lo posso testimoniare, io ho partecipato alle prime 2 riunioni del Supervisory Board, la determinazione è massima. L'atteggiamento nei confronti dei paesi percepiti come più deboli non è, diciamo, non fa presagire nulla di buono, poi magari vedremo, insomma, ma chiaramente diciamo, noi assistiamo a una governance europea che ha certe caratteristiche. Francese, dall'altra parte non conterebbero niente, perché stiamo parlando di paesi come Malta che hanno 400.000 anni, piuttosto che Cipro che ha i suoi problemi, piuttosto che l'Estonia, eccetera, eccetera, la Slovenia, che però, diciamo, pure questi che non conterebbero mai nulla, diciamo, in una situazione completamente diversa, finiscono con contare qualcuno, diciamo, fa anche le sue alleanze, di cui penso del nord, in particolare, ma anche in soprattutto quant'altro. In una situazione di questo tipo noi dobbiamo essere non forti di più, fortissimi dal punto di vista patrimoniale, fortissimi come strutture di governo, fortissimi come, diciamo, qualità dei dirigenti e fortissimi sul territorio. È per questo che un'operazione di questo tipo, che sulla carta, diciamo, tutte quei presupposti che dicevo prima, si impone quasi da sé. Fermo restando che noi sapevamo, continuiamo ovviamente a saperlo, che dal punto di vista personale ci sono delle difficoltà, però ecco, l'invito era, che rimane questo, però poi ripeto, non è che uno deve fare le cose per forza. L'invito era ed è quello di verificare quali siano i presupposti tecnici anzitutto, e quindi come anche dice lei, credo che anche lei dica alla fine, cioè facciamo una due diligence, andiamo a verificare quali sono i valori della quello finale, quello che tutti quanti fanno in questa situazione di questo tipo. Affrontando, come dire, un problema alla volta, le situazioni tecniche delle due banche chiaramente date in mano a esperti che siano in grado di valutare con
la dovuta neutralità e professionalità, andando avanti per verificare quali possano essere le soluzioni, dove ovviamente poi la Banca d'Italia era solo prestatrice. Noi avremmo voluto e vorremmo ancora essere garanti di una valutazione fair, al di là appunto delle dichiarazioni, di una valutazione tecnica. I problemi di governance si vedranno, però ecco, non partiremo proprio per darle atto, noi abbiamo incaricato Goldman Sachs di fare due analisi, un'analisi di ricerca nel mercato bancario di un eventuale PAC e una seconda di valutare, e la prima l'incarico che abbiamo dato come prima analisi, nel secondo di valutare la possibilità di fare delle aggregazioni, e come primo mandato abbiamo detto proprio andate a effettuare questa analisi da Popolare di Vicenza, e quindi verranno. Dottor Pappagallo, noi non ci siamo bloccati, abbiamo fatto quello che voi ci avevate detto. No, tutto d'accordo, lo trovo, mi consenta, cioè, o meglio, mi sembra che quasi sia, come dire, lei mi dice, è quasi un atto dovuto, ce l'avete chiesto, lo facciamo. Non è vero, perché bastava che non si andasse nei giornali. Questo, ma noi abbiamo, i nostri soci si stanno preoccupando notevolmente. Io ho la responsabilità di salvaguardare gli interessi dei soci. Dicono di tutto e di più. A me è capitato recentemente, sono stato in Mediobanca per la questione di un rapporto ispettivo, sono uscito per un numero di giornalisti che mi hanno chiesto ma com'è andata? Com'è andata? Sempre bello, ma dopodiché hanno scritto tu, Mediobanca era un giudizio politico. Sì, io non parlo mai con i giornalisti. Non parlo mai. Io ho richiamato che il mio amministratore delegato e ho detto faccia una cortesia. Lasci perdere. No, anche se non fa, nel senso è ovvio, insomma, insomma, questo però il punto qui è, c'è un'occasione, io credo, importante non per le persone, per il territorio, per il paese, si pone in questo momento. Non credo che si vorrà più pubblico, non lo so se si vorrà Darzio, però probabilmente non si vorrà. Allora, perché non coglierlo? Lavorando passo passo e quindi cominciando con appunto una valutazione dei fondamentali dello Stato, che sia una cosa succede, quindi uno può dire, vabbè, per me la banca è ottima, la politica residuale, benissimo, per carità, sarà così, ma deve fare questa valutazione da una parte e dall'altra, evidentemente, no? Dopodiché si vedranno i problemi uno alla volta e magari li affrontiamo, diciamo, in un triangolo, nel senso che noi saremo, diciamo, presenti se riterrete, diciamo, a fare queste insieme, se lo riterrete. Non fermerei questa cosa, salvo che poi non mi diciate che è proprio impossibile. Mi pare che quello che devi dire non è questo. Allora adesso qui tutti i problemi di cui abbiamo parlato sono veri e rimarranno. Però in questo momento proverei ad accantonarli per vedere se c'è una fattibilità tecnica. Ma sta ancora lavorando, domani noi abbiamo consiglio e si farà la prima relazione, poi procederà con il secondo piano per andare a verificare nelle banche e nelle realtà che loro ritengono che siano possibili per una nostra aggregazione, andranno a verificare la possibilità o l'eventuale disponibilità che ci sono. I tempi sono importanti, è chiaro che comunque dobbiamo attendere la QR, perché prima la QR significa novembre. Ma possiamo noi valutare
fare delle valutazioni al di fuori di quello che poi sarà il responso della QR. Dottor Barbagallo. Presidente, ma mi sta dicendo che da qui a novembre tutto si deve fermare perché c'è la QR? Non è che si sta nel senso anche il sistema, anche ci saranno altre operazioni, e non è che uno si ferma perché c'è la QR. Ce l'avete voi, ce l'ha Vicenza, certo. Quindi non è che ce l'ha solo una parte, per cui non so, per esempio se l'avessero solo loro io potrei anche capire, ma in realtà ce l'avete entrambi, siete più o meno simili dal punto di vista quantitativo, dal punto di vista qualitativo si vedrà, però adesso non è che no? E in ogni caso una due diligence può fare queste valutazioni, no? Sul piano di parità. Ove mai ci fosse uno svantaggio sarebbe uno svantaggio per entrambi se venisse da metodologie, però che fosse fatta bene, una due diligence che vi mette assolutamente sullo stesso piano, perché aspettare novembre significa per noi non avere più il governo di questa cosa, cioè io ricordo che dal 4 novembre non saremo più noi a decidere, la competenza passa all'SSM. Quindi noi saremo un diciottesimo in un contesto che è quello che cosa succede, ma in tutti i sensi, anche nel senso di una severità che purtroppo in Europa è molto maggiore rispetto a quella che noi normalmente usiamo, perché si sentono ragionamenti assurdi del tipo, ma se uno va sotto l'occhio e non riesce a reintegrare, fuori dal mercato. Discorsi del tipo andiamo alla liquidazione, cioè sono cose assurde che noi non concepiamo e non concepiremo mai. Però torno a dire che domani nel momento in cui per me arrivare a novembre o oltre novembre è una cosa che non è proprio possibile. Il ragionamento a cui guardare alla guerra non mi convince, perché la guerra è una licenza, quindi o questa cosa si fa in tempi brevi, oppure se non la volete fare non la facciamo, non la si faccia, e va bene così, non c'è nessun problema, nel senso che poi si troveranno altre soluzioni. Però ecco, allora, o si fa in tempi brevi o non si fa, su questo saremo brevi se l'idea è quella di portarla a lungo, di andare oltre i risultati della guerra, non ci siamo mai, anche per un fatto, ripeto, lo sottolineo, oggettivo, cioè non saremo più noi a decidere. Quindi domani si porta nel consiglio, vediamo cosa decidiamo. Non è un problema per me, il problema per me è il comportamento di certe persone che oltre che maleducato è anche scorretto. E quindi mi trovo a disagio perché lei lo sa quello che ho sempre detto, l'ho sempre ripetuto, le riconfermo che ho fatto una sola dichiarazione, che è quella che a certe condizioni siamo disponibili a fare questa operazione. E lei sa quali sono le condizioni. Il mio direttore ha confermato quello che pensa la Banca d'Italia, ha detto che è un buon progetto, adesso ha sentito cosa ha dichiarato e come hanno dichiarato ogni giorno, se vuole, io ho lasciati giù in macchina per un discorso. Anch'io l'ho lasciato i tuoi giorni. Ecco, e allora che vi prendano, virgolettato, quello che ho detto, virgolettato. Se ci posizionano i giornalisti sono, ma i giornalisti chi se ne importa? Allora, i giornalisti servono per fare confusione, devono vendere i giornali e hanno la loro nota. Allora, quando uno fa dichiarazioni virgolettate e le fa scorrette, allora deve assumersi le sue responsabilità. Se sono interpretazioni dei giornali, ma chi se ne importa? Anzi, fanno pubblicità perché qualche volta sotto certi effetti. È venuto fuori tutto ieri con l'aumento di capitale. Le domande più stampate del mondo vero. Bisogna riderci sopra, poi si fa anche la battuta scherzosa, eccetera. Il mio direttore ha fatto una dichiarazione, che è quella che lo conosce, che è una dichiarazione seria, corretta, in linea con i pensieri della vita. Io ho fatto una ancora più bella e poi quindi lei lo sa come la penso, io non cambio di idea. No, d'accordo, però come il problema è un altro, l'avevo previsto. No,
ragiono, ovviamente ma le persone, io non voglio sottovalutare l'importanza della fase di fare dichiarazioni, no, ma non è quello, è che io sono stato economista, che un po' di dichiarazioni, di quella gravità, lo capisco, però ma io non è che voglio trascurare l'importanza, la rilevanza di certe affermazioni piuttosto che di altre, e come anche ovviamente sono consapevole, come dicevo prima, del fatto che i giornalisti dicono quasi la verità. Dicevo semplicemente, come noi guardiamo all'oggettività, guardiamo le aziende, guardiamo le imprese, guardiamo le banche, guardiamo i territori, guardiamo il paese come una Banca d'Italia, no? Le persone passano, le imprese restano. L'interesse del paese è qualcosa di più importante, no? Delle singole, perché per questo io dico non che ci sfugga le caratteristiche delle persone, le dichiarazioni, la loro rilevanza, la loro valenza, non ci sfugge ovviamente, su questo saremo fuori dal mondo, ma volevamo tirare fuori questa parte, che non ci consente da nessuna parte, subito, per capire invece se ci sono ragionamenti che si possono fare su un piano più oggettivo, dove si vanno a contrapporre gli interessi dei questa è la cosa fondamentale. Del territorio, interessi, dopodiché poi ovviamente la governance bisognerà darsela, però è un qualcosa da ragionare, non che poi questo non significa che se non si ha un accordo sulla governance si fa, se non c'è un accordo sulla governance si fa, evidentemente spetterà ai giovani, spetterà anche la Banca d'Italia, perché poi alla fine questa cosa deve essere convincente dal punto di vista tecnico e anche di governo a questa Banca d'Italia, sulla base delle informazioni che la Banca d'Italia ha, non sbagliando, però le informazioni che effettivamente la Banca d'Italia ha di lei, sapeva che non è che può nascondere, no, evidentemente vedere. Quindi con questa premessa ovviamente l'idea era andiamo avanti e vediamo, mettendo il discorso della governance alla fine, ma non per dare una migliore importanza, semplicemente perché se partiamo dalla governance non andiamo da nessuna parte. Se andiamo a vedere che esiste una possibilità tecnica, un modo di coniugare gli interessi dei soci da una parte e dall'altra del territorio, dopo si vede se è possibile l'accordo sulla governance, se non è possibile considerare. Questo è il percorso che io vedevo, dopodiché mi pare di capire che lei vorrà questo tema all'attenzione del Consiglio di amministrazione, io mi aggiornerei. Noi facciamo venuti meno le raccomandazioni di Banca d'Italia, questo glielo assicuro io. Però guardi che i tempi, cioè se lei, scusi, adesso non voglio fare, però io potrei dire, se lei viene incontro alle raccomandazioni della Banca d'Italia in tempo infinito, cioè lei deve venire incontro della Banca d'Italia in un tempo finito, in un tempo preciso, che è il tempo che si è usato, non un tempo ulteriore rispetto a questo, perché se no, glielo dico semplicemente perché è ovvio che io non capisco tutto qua. Dopodiché poi potete dire di sì, potete dire di no, potete provare altre soluzioni, deve trovare, perché non è che, guardi, allora, su questo veramente voglio essere molto chiaro, rispetto della Presidenza. Noi non è che abbiamo tirato fuori come cilindro dal cappello la soluzione Vicenza perché chissà c'eravamo innamorati di cosa, considerassimo questa cosa come una cosa, eccetera. È semplicemente per le considerazioni che sono partite di assomigliare così tanto ed è così difficile combinare le vostre tese con altre per ovvie considerazioni, perché le altre sono quotate, perché hanno valori molto più bassi, perché sono in una situazione diversa, perché alcune sono state, che non c'erano obiettivamente tante altre. Su questo non chiaro, quindi non è che c'è una preferenza, il punto è semplicemente che era ed è un matrimonio che sembra abbastanza ovvio e logico, che poi non fa delle condizioni, che poi invece di governance si cercheremo di risolvere sulla base delle informazioni che noi abbiamo acquisito, di cui poi dobbiamo tener conto. Questo è sta nelle cose, volessimo fare diversamente non potremmo, questo deve essere chiaro. Detto tutto questo, fate le vostre valutazioni, colleghi, cortesemente si porti questo elemento del tempo, che è fondamentale, riprendendolo da quello che vi abbiamo scritto.
valuta meglio le cose, sai. Devo valutarle molto più obiettivamente. Sto qua pagando la credella. Dr. Polis, all'inizio. Buonasera, dottor Polis. Sì, immediatamente. Buona serata.